Nuovamente ben ritrovati, seconda parte di 7 in punto e il buongiorno a questo punto va a Marino Zozzato, vicepresidente della Regione Veneto. Buongiorno. E buongiorno a chi ci ascolta. E ben trovato. E facciamo in modo che sia un buongiorno davvero, visto appunto anche tante cose di cui in parte parleremo quest'oggi. Ma ci sono tutta una serie di appuntamenti che sono in corso d'opera, sostanzialmente abbiamo parlato anche in più di un'occasione, ma è bene anche fare un po' il punto della situazione con lei vicepresidente, che è anche titolare dell'assessorato alla cultura. Molti appuntamenti. Intanto siamo nel 2015, centenario della Grande Guerra, che è entrato sostanzialmente nel cuore delle attività. Beh, credo che il momento è complicato per l'economia, complicato per la politica, complicato per i fatti internazionali, però non è che la macchina si possa fermare in attesa che qualcosa succeda. Cioè l'economia ha bisogno comunque di svilupparsi e noi riteniamo che pur in un momento complicato, credo che l'evento della Grande Guerra non sia solo un evento culturale, una memoria di quello che è successo, necessariamente dobbiamo affrontarla, ma debba diventare uno strumento economico. Cioè a dire che cultura, turismo ed economia devono diventare, con questa occasione, con questi 4 anni di rievocazioni, recuperi, di promozione, un'occasione. Così come l'Expo è un'occasione per tutta l'Italia e per Milano e Lombardia in particolare, la Grande Guerra deve diventare per noi quello che è oggi per la Francia, che di questa realtà ha un'azienda florente sul piano del turismo. Ora, occupiamo questo spazio, investiamo in questo tipo di iniziativa, ma soprattutto con una finalità: farla diventare un grande volano economico per l'economia veneta. Ecco, la semina da questo punto di vista è cominciata già da ben tempo. Beh, noi abbiamo già fatto un programma, fra l'altro d'intesa anche con il Ministero, d'intesa con Friuli e Trentino, per fare un evento che sia importante e che attiri dal mondo un turismo culturale di qualità. Ma oltre a questo abbiamo fatto anche una programmazione di investimenti di 2 nature. Una parte, io dico, infrastrutturali, cioè noi investiremo quasi 50 milioni di euro perché le vestigia della Grande Guerra, dalle trincee ai forti, gli ossari, i camminamenti, le batterie antiaeree, fra l'altro un vento che scopriamo straordinario, andiamo dal Cavallino, andiamo su tutto l'altopiano di Asiago, da Vittorio Veneto al Ponte di Bassano, agli ossari, andiamo, cioè tutto il Veneto, che è la prima linea di allora, e l'entroterra è interessato da investimenti importanti, cioè mettiamo in risalto e mettiamo a nuovo un'offerta paesaggistica, culturale importante. Poi c'è tutto l'aspetto della promozione culturale con iniziative importanti che hanno veramente un ampio spettro sul quale poi al limite possiamo approfondire, che vanno dall'aspetto teatrale, l'aspetto cinematografico, l'aspetto anche di diciamo, relazione col mondo dei ragazzi, delle scuole e con il mondo degli anziani, cioè un pacchetto completo che vedrà 4 anni di tante iniziative finalizzate, come dicevo prima, a che tutto il Veneto ottenga il risultato da questo grande evento. L'aspetto strutturale che diceva all'inizio naturalmente è un capitale anche dormiente che è stato recuperato. Beh, noi abbiamo fatto un ragionamento che era quello di stimolare su questa iniziativa non solo soldi veneti, ma soldi in qualche modo che arrivino dallo Stato per poi diventare investimento in Veneto. Ecco allora che abbiamo fatto 2 accordi con il governo, che rispetto a fondi che si chiamano fondi di coesione, ma la parola è un po' complicata, noi investiamo, come dicevo, più di 50 milioni di euro con fondi ministeriali, con fondi di coesione e in piccola parte con fondi regionali, per far sì che tutto questo patrimonio, che è in qualche modo molto visitabile, ma diventi non solo visitabile ma fruibile. E allora passiamo dalla Cima Grappa, dove faremo un intervento importantissimo ad Asiago, ma quello che mi preme dire è: siamo riusciti a ottenere fondi nazionali importanti per questa opera e fondi europei. Cioè abbiamo fatto progetti importanti e ottenuto risorse importanti che diventano economia, perché quando tu spendi 50 milioni di euro ci lavora qualche impresa, ci lavora qualche muratore, ci lavora qualche artigiano e poi a fronte di questo tipo di iniziativa, che è puramente di investimento, il turismo che arriverà farà lavorare dei giovani, delle donne e creerà un'offerta che durerà nel tempo. D'altra parte, io lo dico spesso perché non è nel sentire dei veneti, ma l'azienda del turismo veneta è la prima azienda in Italia, cioè la regione Veneto è la prima regione d'Italia per numeri e fatturato da turismo.
cioè siamo prima della Lombardia, prima del Lazio di Roma, prima della Firenze di Firenze stessa, quindi se siamo la prima regione d'Italia e facciamo già oggi 10 miliardi di fatturato da turismo e, non lo dico io ma lo dicono gli esperti, potremmo ambire in 10 anni, 15 anni ancora, raddoppiare questo numero, cioè passare da 10 miliardi di fatturato a 20 miliardi, quanti giovani, quante donne, quanti uomini possono andare a lavorare in questo settore? E ricordo che quando si parla di turismo non parliamo solo di alberghi e di ristoranti, ma di artigiani che producono, di commercianti che vendono, di strutture di servizio che fanno servizi, quindi è un insieme di guide turistiche, di musei, di tutto un lavoro, anche di materiale fisico, cioè di, insomma, 10 miliardi di fatturato che vogliono diventare 20, mi pare un numero così importante che credo sia per tutti una cosa molto interessante. Un primo posto significa essere avanti anche alla Puglia. La Puglia, la cito come esempio perché come Film Commission ha fatto un lavoro notevole per spingere le bellezze del territorio e mi pare che ci stia muovendo anche da questo punto di vista. Devo dire che questa è una concorrenza un po' sleale, sulla quale noi stiamo lavorando con molta intensità, con qualche difficoltà, ottenendo però grandi risultati. Sleale come mai? Perché devo dire che le regioni tipo il Trentino, lo dico perché la Puglia, la Sicilia, il Lazio stesso trovano risorse imponenti per finanziare produzioni cinematografiche che riescono poi ad avere un ritorno anche di immagine. Immagino il Trentino quando vediamo le trasmissioni girate là e quant'altro. Per noi è difficile, per cui dobbiamo, con risorse che non abbiamo e che non ci danno fondi europei della Puglia o la regione autonoma del Trentino, ingegnarci come sulla qualità. Ecco allora che abbiamo fatto alcune produzioni con pochi soldi rispetto ai loro 2 milioni di euro per una produzione, noi ne spendiamo 70-80 mila con le nostre film commission regionali e almeno negli ultimi 4 anni siamo riusciti per 4 volte di seguito a essere come produzione regionale alla Mostra del Cinema di Venezia. E sulla Grande Guerra in particolare abbiamo 2 produzioni straordinarie, il film che oggi gira il Veneto, Fango e Gloria, che è straordinario in collaborazione con l'Istituto Luce Nazionale, e poi il film di Olmi, Torneranno i Palati, anche questo con un regista di questa importanza. Allora, aver fatto queste 2 coproduzioni ci rende orgogliosi, ripeto, con soldi, si dice, 1/10, 1/20 di queste nostre realtà concorrenti. Sono appunto fondi destinati e diceva appunto avete usato fondi di coesione e fondi europei, ma ci sono anche accordi di programma per altre iniziative? Cosa avete? Beh, è ovvio che c'è un pacchetto di finanziamento che riguarda specificatamente la Grande Guerra, sono fondi nazionali, fondi europei, fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fondi della Regione Veneto che ha deciso di stanziare. Oltre alla parte delle infrastrutture c'è la parte delle attività. Ecco, quando noi parliamo di attività parliamo di accordi, cioè non vogliamo fare investimenti culturali a spot. Ecco allora che abbiamo fatto, almeno sulla Grande Guerra, 4 pacchetti importanti. Uno, lo dicevo prima, è il tema del film Fango e Gloria, che è un film che caratterizza la storia di questa Grande Guerra, il recupero di immagini che in qualche modo vengono attualizzate, che girerà per tutti i comuni del Veneto, Meccanismo Cineforum, chi lo ricorda, quindi approfondimento culturale e il film, girerà per tutte le scuole che lo vorranno del Veneto, in ogni caso accompagnati perché i ragazzi possono anche cogliere l'aspetto proprio culturale, girerà dai nostri nonni sulle case di ritorno del Veneto e invece con un'offerta diversa abbiamo un prodotto che riguarda i bambini dove qua lavoriamo non sulle immagini della guerra ma in qualche modo sulle emozioni della fantasia. Anche in questo caso vorremmo che alla fine di questo percorso almeno si sapesse cosa è stata questa Grande Guerra. Tra poco, nella seconda parte di Stati in Punto con il vicepresidente Zozzato, parleremo invece di Piazza in Piazza, che è appunto un'altra iniziativa. Tra poco. Dicevamo poco fa, di Piazza in Piazza, uno slogan che contiene un programma anche completo di iniziative. Beh, devo dire che siamo a fine mandato, ormai abbiamo fatto 4 anni di attività sulla cultura in Regione. Quando abbiamo iniziato, la cultura rispetto al rapporto col territorio era una somma di francobolli, un mosaico indistinto, cioè il Comune ci chiedeva, la provincia ci chiedeva, la Regione contribuiva ad iniziative che erano tutte scollegate. Mari bellissime,
magari in qualche modo che facevano anche interesse nel territorio. Però, a mio avviso, c'era un rischio di spendere troppi soldi per fare cose disordinate e qualche volta non efficaci. L'obiettivo qual è stato? Alzare l'asticella della qualità e mettere in rete l'offerta. È stato uno sforzo importante, ci siamo riusciti, devo dire la verità, ci siamo riusciti. Oggi tutta l'offerta culturale, tutta, della Regione Veneto sul territorio è un'offerta fatta per, si dice, accordi di programma, cioè 5, 10, 12 comuni si mettono assieme, fanno un progetto territoriale e a parità di risorse che la Regione assegna, è ovvio che quando tu invece che fare, prima facevi 3 spettacoli, dico per dire, con 5.000 euro a spettacolo, oggi con 15.000 euro ne fai 10, prendi 10 comuni, ma soprattutto potendo contrattare a livello diverso abbiamo alzato notevolmente la qualità. Cosa è avvenuto quindi? Che abbiamo maggior qualità, maggior presenza, abbiamo quasi triplicato il numero delle presenze in Veneto di nostri veneti e non solo, che vanno a vedere questi meravigliosi spettacoli e soprattutto creato quello che è il cartellone territoriale. Risvegliando l'attenzione di tanti spettatori che esatto. non... Allora oggi abbiamo questo pacchetto, ad esempio, che è qua su Padova, che è di piazza in piazza, cioè sono 8 comuni che assieme hanno 8 spettacoli che girano e quindi il cittadino ha un cartellone completo. Ieri abbiamo fatto Natale con un sorriso, quasi 40 spettacoli che hanno girato il Veneto durante il periodo natalizio, diversi spettacoli, dal gospel alla danza, ai cori, chiese e palazzetti strapieni, siamo stati soddisfattissimi. Abbiamo un pacchetto che riguarda la nostra Pasqua e quindi un pacchetto anche questo di cultura che gira nel territorio, il carnevale che lo stiamo vivendo. Quindi tutto questo lavoro ci consente, con investimenti minori, perché la crisi coinvolge la Regione, di quello che era 5 anni fa, di aver triplicato gli utenti, raddoppiato il numero di spettacoli, ma soprattutto la cosa che ci rende orgogliosi, la qualità di questi spettacoli è straordinaria rispetto a quello che poteva essere. Allora, quando tu aumenti la qualità, aumenti il numero degli spettacoli e soprattutto triplichi il numero degli spettatori che vanno a vederli, ti puoi dire soddisfatto di quello che hai fatto. Oltretutto avendo coinvolto un po' tutto il territorio. A proposito di coinvolgimento, la coinvolgo anche nei pochi minuti che mancano su un paio di temi importanti legati all'estrema attualità, gli sbarchi in particolare dei profughi e il coinvolgimento del Veneto. Soprattutto il dato non è forse nuovissimo, però sicuramente con questa intensità le risposte negative in serie che arrivano anche da tanti sindaci. Ma io credo che al posto di un sindaco farei esattamente quello che fa lui. Il territorio soffre, c'è crisi economica. In un momento di crisi economica immaginare di essere accoglienti ci sta sul piano morale, rende difficile però in un momento come questo la convivenza. Vediamo anche la sicurezza dei nostri territori, siamo preoccupati, quindi da veneti, ma non solo da veneti, la preoccupazione del rapporto tra questa immigrazione, che capiamo da un lato, ma il territorio è drammatico, per cui sono dalla parte dei sindaci senza se e senza ma. Devo dire che dobbiamo trovare però un rapporto con l'Europa forte, perché è notizia di ieri, la Libia con la guerra in corso ha le coste strapiene di africani, non libici, sì, che vogliono scappare. Scappano prescindendo da noi, scappano perché dietro hanno la morte. Trovano poi questi delinquenti di scafisti che sono dei delinquenti puri, per cui il tema è non possiamo fingere di non sapere che arriveranno. Come gestirli? Con l'Europa, non sparpagliandosi sul territorio, cioè non funziona il meccanismo, d'altra parte i numeri non ce lo consentono, di dire chiudiamo un occhio, 3 qua, 2 là, noi dobbiamo fare un progetto europeo vero, oggi c'è l'emergenza Libia, domani si va a fare un lavoro ovviamente in Africa, ma finché c'è la guerra tu non riesci a fare un lavoro in Africa e quindi l'emergenza va gestita con l'Europa, non ci può essere la Danimarca che se ne frega o l'Inghilterra che è fuori dal pacchetto, capisco. Ne hanno molti più di noi storicamente di immigrati del loro paese, però da loro c'è un fatto storico, avevano le colonie e noi no. Per cui insieme c'è un problema Ucraina, c'è un problema Libia, c'è un problema Grecia, cioè non possiamo far conto che il tema Libia sia solo il problema nostro. Così non funziona e così non deve essere, ma così non sarà. Qual è la nostra guerra invece interna, politica? Ovviamente anche quello è un conflitto e non è da poco soprattutto che va affrontato in questo periodo.
La domanda potrebbe dire che c'è una guerra nazionale che vedo sia nazionale che locale. No, attorno al Parlamento, e potrei cavarmela così. No? In realtà diciamo che abbiamo un momento di democrazia strana. Cioè ci siamo già dimenticati che il Parlamento è fatto tra forze politiche che di fatto hanno pareggiato le elezioni. Una forza politica, il PD, che ha avuto una maggioranza, troppo grande rispetto ai voti che ha preso allora. Le europee non hanno sanato quel vulnus, non è che perché prendi i voti dopo ti meriti i parlamentari di prima. Noi che abbiamo deciso di sostenere questo governo perché la crisi economica ce lo imponeva e siamo ancora convinti che non è che tu puoi dire domani mattina abbiamo scherzato, vediamo quello che succede in Grecia, vediamo la Libia, quindi capiamo che c'è un momento difficile, però da questo a immaginare che sia tutto lo stesso, che si facciano le riforme come in questi giorni dice Renzi a suon di maggioranza, che non si coinvolga l'opposizione, ma comunque che l'opposizione decida di star fuori dal Parlamento, c'è qualcosa che non va da una parte e dall'altra. Se poi caliamo questo nelle nostre cose venete, visto le regionali che sono alle porte, beh, anche qua abbiamo perso la testa. C'è qualcosa che è incomprensibile per quelli che hanno un po' di attenzione. Perché c'è un governo regionale che vede un'alleanza e c'è un'opposizione che si presta a controbattere questa alleanza che governa. Dentro l'alleanza di governo è scoppiata, secondo me, una pazzia collettiva. Da Milano Salvini dice che non vuole un partito alleato di Zaia, lo dice da Milano. Io francamente rispetto a un Veneto che vuole l'autonomia mi domando come si possa accettare che da Milano qualcuno in Veneto prenda ordini. Questo deve decidere lo Zaia, ma Zaia e Tosi stanno litigando in maniera violenta, mi pare di capire non per fatti programmatici, e quindi chiamano Salvini a fare da paciere, ma la pace non c'è. E allora la domanda che mi faccio io è, può essere che noi veneti, almeno per la parte che rappresento, politicamente il centrodestra, stiamo litigando, mi pare, per le poltrone, per le sedie e non per il programma? Allora io chiedo anche al Presidente Zaia in questo momento, credo sia opportuno fare un stop and go, cioè in qualche maniera fare un punto fermo, da qua si decide se questo buon governo regionale è stato un buon governo e quindi merita di continuare, se invece l'assetto di governo va cambiato come qualcuno vuole, non dal Veneto, da Milano, se è così vuol dire che prendiamo atto che non c'è un buon assetto di governo. Per parte nostra stiamo lavorando sul programma per i Veneti, sulle cose per i Veneti, per fare meno spesa pubblica e più servizi ai Veneti. Questo credo sia l'obiettivo, l'unico serio per i prossimi anni. Ecco, e tutto sommato da quello che ha descritto viene quasi fuori un mezzo favore al centro-sinistra, all'opposizione, alla minoranza di questo momento. Beh, mi pare che oggi quello che stiamo facendo come centrodestra tradizionale è sicuramente un favore al centro-sinistra, perché le liti che ci sono in casa Lega in questo momento stanno favorendo la disgregazione del centrodestra. È ovvio che questo favorisce il centro-sinistra, ma d'altra parte non possiamo lamentarci del male che ci stiamo facendo da soli. Non lo facciamo noi, è in capo al partito di maggioranza relativa. Mi pare che gli attenti osservatori vedono che c'è qualcosa che non funziona. Queste liti non si capisce perché. Perché se avessimo contezza del perché si litiga, ecco. Poi, io insisto, tutti noi abbiamo votato una legge in regione che voleva il Veneto autonomo. La premessa è che la politica veneta si fa in Veneto. Se noi vogliamo il Veneto autonomo, ci arrabbiamo con Roma perché non ce lo lascia fare e prendiamo ordini da Milano, non importa se Milano sono bravi o no, ma non sono veneti. C'è qualcosa che non va, perché io quando ho votato Veneto autonomo pensavo di non essere Veneto dipendente dalla Lombardia e questo non funziona. Diceva appunto del centrosinistra, in qualche modo non è che però si sia ben organizzato, o sì? Sono abituato a pensare in casa mia, cioè nel senso che adesso sono, come la domanda di prima mi ha interessato perché riguardava quello che è il recinto della mia alleanza, dopodiché dico se qualcun altro lavora per la sua proposta lo faccia, si confronta con i veneti, non sta a me giudicare, non mi piace giudicare gli altri, noi abbiamo una proposta politica chiara, che è una proposta che si rifà al Partito Popolare Europeo, cioè a una linea popolare europea e su questa abbiamo i nostri valori e la nostra voglia di Veneto del futuro. Abbiamo un'alleanza storica che in questo momento è in grossissima difficoltà e crisi, non chiediamo a nessuno di condividere un percorso, il percorso per il Veneto si fa solo sui programmi per i Veneti, meno spesa pubblica, più sicurezza per i cittadini, ma di quella vera,
non delle parole, non dei proclami. A noi dei proclami e degli slogan ce ne frega, fatti. I fatti sono vere liste d'attesa in meno sugli ospedali, veri tagli sulla spesa pubblica, anche in Veneto, perché noi siamo bravi in Veneto, ma dobbiamo fare anche i compiti in casa, non solo dire che i compiti devono fare gli altri. Grazie dunque Marino Zozzato, vicepresidente della Regione Veneto, anche per questa chiacchierata franca appunto sui temi di estrema attualità. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E tra poco con voi per la terza e ultima parte di 7 in punto.